Benvenuti al Treviso Città Impresa 2025. Sono qui per presentarvi la prima edizione trevigiana del festival dedicato ai territori industriali del nostro paese. Competere oltre i nuovi confini è il titolo di questa edizione e sarà l'occasione per riflettere sulla fine di un lungo ciclo di crescita del multilateralismo e sull'inizio di una fase opposta. Quali saranno le conseguenze della revisione delle catene del valore dettata da nuovi equilibri geopolitici? Come incideranno il crescente ricorso al Golden Power e il ritorno dei dazi sulle strategie di crescita delle imprese? Quali impatti ci saranno per il nostro sistema economico e sociale? Per analizzare questi cambiamenti, i più autorevoli economisti, imprenditori e osservatori delle dinamiche globali sono qui con noi al festival per offrire il loro punto di vista e aiutarci a comprendere gli scenari che ci attendono. Sarà questo il filo conduttore di Treviso Città Impresa, che approfondirà nello specifico l'evoluzione delle strategie aziendali di fronte a un contesto in trasformazione. Con esperti, imprenditori e figure istituzionali si discuterà di geopolitica, economia, dazi e confini, con focus su opportunità e rischi nei mercati emergenti e nelle filiere produttive. Il programma ospiterà, inoltre, la prima fase del Premio Letteratura d'Impresa. All'esterno delle sale, infine, troverete tutte le pubblicazioni degli autori del festival. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, lasciatemi ringraziare, a nome dei promotori del festival, il main partner per il sostegno alla manifestazione. Ringraziamo anche i partner, i supporter ed i contributor che hanno collaborato con noi alla realizzazione di questa edizione. Infine ringraziamo anche i partner tecnici del festival. Un'ultima nota: ricordatevi anche di controllare il programma aggiornato degli eventi sul sito festivalcittaimpresa.it. Buon ascolto e buon festival! Eccoci qua. Buonasera, benvenuti, che bello vedere questa sala così piena e sono molto contento perché il tema che affronteremo è di grande e generale interesse. Si dice sempre che i tempi sono difficili, è una frase fatta, fattissima, strafatta, però devo dire che ci sono dei tempi che sono più difficili di altri. Perché alle problematiche che i manager e gli imprenditori devono affrontare ogni giorno se ne aggiungono di altre, diverse, che aumentano l'incertezza, che richiedono la revisione di strategie, di catene del valore, di visione dei mercati, degli stessi prodotti. Questo tempo che noi stiamo vivendo ha queste caratteristiche, cioè siamo alla fine di un ciclo, il ciclo dell'apertura dei mercati, del multilateralismo, di una certa idea di globalizzazione, e ne comincia un altro che però è ancora, le cui caratteristiche sono ancora avvolte nelle nebbie. Ci dobbiamo misurare con crisi geopolitiche, con il ritorno dei dazi, con problemi di sicurezza degli approvvigionamenti, dei componenti delle materie prime, con nuove sfide competitive. E l'Europa, la vera forza dell'Europa è di essere un grande mercato, è il più grande mercato del mondo in termini economici, siamo 450 milioni di abitanti, accettabilmente affluenti, e il punto di forza principale dell'Europa è questa, ed è un mercato con il quale qualunque operatore economico di qualche dimensione si deve misurare. Ma l'Europa non è solo un mercato, è anche una potenza manifatturiera e dei servizi, che però negli ultimi decenni ha perso il suo abbrivio. Alla fine degli anni 90 il prodotto lordo pro capite in Europa si era avvicinato molto a quello degli Stati Uniti. Poi dall'inizio degli anni 2000 alla fine degli anni 90 questo divario si è andato allargando, per l'Italia ancora di più rispetto agli altri paesi. E la ragione principale per la quale si è allargato questo divario è l'innovazione, la tecnologia, la competitività, la fatica dell'Europa nell'avere dei meccanismi di rapidità dell'innovazione, dell'implementazione dell'innovazione
maggiori, una fatica maggiore rispetto a quella degli Stati Uniti, ma anche della Cina, che ormai non è solo una potenza manifatturiera, ma anche una potenza tecnologica. Il rapporto Draghi, del quale voi molti avranno sentito parlare, è un rapporto sulla competitività europea che era stato chiesto dalla precedente Commissione e che è stato adottato dalla nuova Commissione guidata sempre dalla von der Leyen. È una denuncia chiara e precisa dei problemi di competitività che il nostro continente, che la nostra Unione ha, e contiene anche una serie di indicazioni. Questo problema non è un problema macroeconomico, certo è un problema macroeconomico, ma la competitività delle nostre imprese è la chiave per conservare e aumentare il nostro livello di benessere e un sistema sociale inclusivo. Quindi non è una cosa che riguarda gli economisti, è una cosa che riguarda ovviamente gli imprenditori, ma riguarda tutti i cittadini, perché il benessere di una collettività è determinato dalla sua capacità di produrre valore e produrre valore passa attraverso la produttività e la competitività. Quindi il tema è molto importante per noi italiani, per noi europei in questa fase così complessa della storia. Ne parliamo oggi con 4 persone che sono qui accanto a me, che adesso vi presento, che sono dentro a questi problemi e dentro anche alla soluzione di questi problemi. Sono degli imprenditori e una banchiera, e ve li presento. Alla mia sinistra Antonella Candiotto, presidente e amministratore delegato di Galdi, che è anche un ruolo molto importante, consigliere delegato di Confindustria Veneto Nord-Est per le politiche industriali e energetiche. Accanto a lei Francesca Nieddu, direttore regionale per il Venezia Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo. Accanto ancora Oscar Marchetto, presidente e amministratore delegato di Somec, poi ci racconteranno che cosa fanno le loro imprese, e Luca Vignaga, amministratore delegato di Marzotto Lab. Abbiamo 3 imprenditori, manager di imprese di successo, importanti, internazionalizzate, e una banchiera, e quindi ragioneremo con loro su come le imprese stanno attraversando questa non è il new normal. Qualche anno fa si diceva che l'incertezza era il new normal. Adesso stiamo al new normal un po' alla potenza, perché questa incertezza si è accentuata. Benissimo, io comincerei subito con Antonella Candiotto, alla quale chiederei di presentarci brevemente la sua azienda e di dirci quali sono qual è l'impatto di quello che stiamo vivendo sulla vita quotidiana dell'impresa. Se per esempio il ritorno dei dazi impone una rivisitazione dei mercati, degli approvvigionamenti, una rilocalizzazione delle produzioni, una rivisitazione dei prodotti, perché è uno degli strumenti vincenti sempre avere dei prodotti, come dire, unici, no? Per tecnologia, per innovazione, per creatività, per qualche cosa. Ecco, Antonella, cominciamo da te con la tua prima, così brevemente ci racconti la vostra esperienza e poi rispondi a questa mia domanda. Direi 8-10 minuti ciascuno, così poi c'è un secondo giro nel quale porrò a tutti e 4 una domanda specifica alla quale vi chiederò di rispondere. Prego. Bene, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, io sono seconda generazione di imprenditori. La mia azienda Galdi produce macchine per il confezionamento di alimenti, quindi stiamo parlando di tecnologie di confezionamento, linee di confezionamento e di una clientela che riguarda produttori di alimenti, non so, tipo la Tebusche, che era qui presente tra l'altro ieri, le grandi latterie, grandi industrie del settore alimentare. Sono seconda generazione, quindi l'azienda fondata mio padre è partito dal basso, partito dal garage
e poi diciamo, è stato capace in qualche modo di crescere grazie alla sua intraprendenza, di creare dei prodotti innovativi che all'inizio erano venduti localmente, quindi a latterie locali, e poi a un certo punto, grazie al contributo di una grande multinazionale che è Tetra Pak, c'è stato proprio un trasferimento di cultura, quindi un trasferimento di competenze, di capacità di riuscire a esportare i nostri prodotti nel mondo, di riuscire a competere in una dimensione più grande rispetto a quella che avevamo. Poi a un certo punto questa dimensione, diciamo, di terzista stava un po' stretta e quindi col passaggio generazionale si è creata questa squadra di manager che ha avuto l'ambizione di arrivare direttamente al mercato, quindi di arrivare direttamente ai produttori, di costruire un brand, di investire all'estero e di avere personale di cultura locale nei mercati principali, nell'ottica di riuscire a diciamo, comunicare i valori del prodotto, i valori del brand e riuscire anche a fare tutti quelli che potevano essere i servizi di manutenzione nell'ottica proprio di crescita di una nuova divisione di business, che è la divisione dei servizi e dell'after sales. Noi esportiamo in 104 paesi, abbiamo più di 800 macchine running che lavorano tutti i giorni per produrre prodotti alimentari, e siamo 130 persone. Il focus è quello di continuamente innovare i nostri prodotti, quindi un 7% del fatturato lo investiamo in ricerca e innovazione, che negli ultimi anni si è tradotta in riduzione dei costi per i nostri clienti. La nostra missione è quella di aiutare i nostri clienti ad avere successo. Il successo dei nostri clienti è tra virgolette un po' la nostra soddisfazione, la nostra missione. E negli ultimi anni la riduzione di impatto, quindi un po' quello che è l'eco-design nell'ottica di sviluppare prodotti che consumano poco, che sprecano il meno possibile e che forniscono a chi li utilizza un'esperienza di utilizzo evoluta al passo con i tempi, ma semplice, perché alla fine poi devono utilizzare questi macchinari che sono anche abbastanza complessi degli operatori, è stata un po' la nostra sfida. Quindi diciamo, abbiamo cercato sempre di puntare verso l'estero, di organizzare, di presidiare diciamo, i mercati nei quali eravamo vedevamo diciamo, più opportunità, di presidiarli proprio con degli investimenti locali e la costruzione di filiali all'estero. Poi accadono, come in questo momento, gli shock, perché ho scoperto di recente un po' il vero significato di resilienza. Essere resilienti significa reagire ad uno shock, quindi lo shock ti lascia immobile. La resilienza è quella di riuscire in qualche modo a cadere, però poi a rialzarsi rapidamente, a riorganizzarsi per ripartire. E quindi nel 2022 abbiamo subito uno shock importante con l'inizio della guerra in Russia. Il mercato russo era il mercato più importante nostro. Ad oggi abbiamo 150 macchine che lavorano e producono milioni di pezzi per dei clienti che utilizzano e che continuano a distribuire i prodotti. E quindi da un giorno all'altro ti viene a mancare un mercato così importante e devi avere immediatamente pronto un piano B abbozzato da poter prendere e far crescere. E questo è quello che stiamo pensando adesso con questo elettroshock che ci sta facendo Trump con i dazi. La strategia è esattamente la stessa, cioè quella di avere abbozzato dei progetti, diciamo magari in fase 2 e 3 da far crescere, sui quali poter contare. Ci sono paesi del Golfo, il Medio Oriente, abbiamo l'Indonesia per noi un mercato promettente, il Messico, la Turchia, che possono essere dei mercati sostitutivi nei quali puntare per riuscire a reagire a questo shock.
Devo dire che lo shock è abbastanza pesante, perché poi sono messi in discussione i valori, anche proprio adesso parlo diciamo un po' più in veste associativa. Questo è un territorio, il nord-est, sia diciamo, la nostra associazione che include 5.000 imprese, però è un territorio che esprime 83 miliardi di export, 7,6 miliardi verso gli Stati Uniti. L'11% dell'export nazionale verso gli Stati Uniti lo fa questa associazione con un 6 miliardi di surplus. Quindi siamo un territorio che esporta tantissimo e che ha bisogno, perché siamo anche un territorio di piccole e medie imprese, e quindi il ruolo dell'associazione è quello di difendere gli interessi collettivi di queste imprese, quindi è quello di essere organizzati vicini alle imprese per fornire delle alternative, per fornire dei piani B e C nell'ottica di mettere a terra quella che è la loro resilienza, nell'ottica di riuscire a reagire agli shock e riuscire a esprimere la propria competitività, perché le aziende competitive hanno bisogno di puntare su mercati, sicuramente il mercato europeo comunque è un mercato potenzialmente interessante, perché di fatto è un mercato molto ampio, ma magari ne parlo nella seconda domanda. Diciamo che come associazione questa dimensione, abbiamo scelto di investire in una dimensione più ampia, metropolitana, che include 4 province, nell'ottica di allargare il nostro raggio di competenze, perché situazioni complesse necessitano di un bagaglio di competenze molto ampio e anche di vicinanza con la comunità europea. In questo caso abbiamo aperto un ufficio a Bruxelles nell'ottica di essere vicini a dove le decisioni e dove i regolamenti vengono presi, vengono tra virgolette scritti, perché molte volte offrono anche opportunità per le imprese. E quindi questa dimensione ci aiuta, diciamo, a sostenere e a sviluppare la competitività delle imprese. Avete percepito già delle reazioni? Cioè l'amministrazione Trump è lì da 50 giorni, molto, come dire, variabili, abbiamo avuto una serie di annunci spesso contraddittori, ma voi percepite già una reazione da parte delle imprese associate, cioè vengono a chiedere delle cose e che tipo di cosa? Sicuramente nel momento in cui comunque si percepisce una certa aggressività e una comunicazione dirompente tipo quella che abbiamo visto, una certa preoccupazione ovviamente c'è, quindi appena capitano questi shock la prima cosa che si fa è alzare il telefono, è chiamare l'associazione, è chiamare i propri colleghi, magari colleghi che hanno aziende più grandi, che sono un po' punti di riferimento e che riescono a trasferire maggiori informazioni. Quindi indubbiamente, anche se ancora ad oggi non è chiarissimo, ad esempio per quanto riguarda il comparto dell'acciaio e dell'alluminio, non è ancora chiarissimo quali sono questi i codici, diciamo, dei prodotti che subiranno questi dazi. Quindi se per alcuni prodotti ci sono delle certezze, c'è già una comunicazione chiara e quindi si riesce a interloquire. Da altri punti di vista ci sono punti ancora da chiarire nei prossimi giorni. Avrete molto molto da fare. Pregherei di passare il microfono a Oscar Marchetto, che è un imprenditore direi seriale, nel senso che ha creato una prima azienda che ha avuto grande successo e poi ha acquistato questa seconda azienda, la Somec, che se non sbaglio 10-11 anni fa, qualcosa del genere? 2014, quindi 10 anni fa, e ha portato da 20 a 400 milioni di fatturato, più o meno. 380, sì. Più o meno, cioè in 10 anni si è ha moltiplicato la sua dimensione. È un'azienda molto interessante ma anche divertente secondo me per quello che fa, però chiediamo a Oscar di raccontarcelo lui e poi naturalmente dal suo punto di vista introduco un elemento, un pezzo importante della sua azienda si occupa di parti importanti di navi da crociera
che è un settore che va fantasticamente bene fino ad oggi, ma qui un puntino interrogativo con le crisi geopolitiche c'è o non c'è? Vabbè, lo vedo rassicurante, bene. Sì, allora, velocemente, io a 49 anni ho iniziato a fare la seconda mia vita imprenditoriale, dovuto da un mio amico che è un tuo conoscente, e da lì siamo partiti dalla Some, che Some fa solo l'involucro esterno in nave crociera. Era una società un po' in difficoltà, sto veloce perché ormai questa storia qua un po' l'ho ripetuto più volte, era in difficoltà però era un'eccellenza all'interno, perciò aveva un patrimonio importante. Cosa è stato fatto? È stato prelevato questo patrimonio qua e coltivato, perciò siamo andati da tutti i cantieri che producono navi crociere, che sono 4, da tutti gli armatori, che sono una decina e 5 più importanti a livello globale, dove con gli armatori il processo del refit, perché il refit sulle navi da crociera è molto importante, e sui cantieri la costruzione di nuove navi da crociera. Per dare un numero su navi da crociera, così faccio un riferimento alla domanda, ci sono circa 300 navi in navigazione, 70 in produzione in questo momento qua. Il backlog dei cantieri va fino al 35-36 in questo momento qua, devono ancora ordinare altre 15-20 navi. Navi che vanno da 500 a 1,7 miliardi, ne hanno Norvegia Cruise a Venezia, c'è stata l'inaugurazione 2 giorni fa, di una nave che costa 1,4 miliardi mi sembra, e va in break-even in 3 anni e mezzo, 4 anni per l'armatore. Do un numero dei passeggeri. Prima del Covid c'erano 29 milioni di passeggeri, nel 25 ci saranno 37 milioni di passeggeri, vuol dire 8 milioni di passeggeri in più sulle navi da crociera. Significa che non c'è la possibilità di trasportare l'esigenza di andare in crociera. Vale solo il 6% del turismo mondiale, perciò basta 1% in più, bisogna costruire altre 100 navi. Però il barriera d'ingresso e purtroppo la possibilità di produrre navi da crociera non è seriale. Se tu vuoi una nave ci vogliono 2 anni, 2 anni e mezzo per fare una nave. E essendo solo 4 cantieri che fanno le navi, si spostano, i slot si spostano in avanti. Questo ti dà resilienza, perciò, e barriera d'ingresso per i competitor per poter entrare. Se un competitor entra, è dura prendere il lavoro perché deve giocare per il 2033, 34, 35. Noi abbiamo nella società che fa gli involucri esterni delle navi a crociera circa l'80% del mercato principale, perciò ti permette di fare il refit delle navi che ci sono anche esistenti. 300 navi esistenti, ogni 4-5 anni le navi devono essere rifatte a livello esterno per gli intemperie, perché vanno da meno 50 a più 50, nebbie saline, onde anomali, uragani, eccetera, eccetera, perciò c'è sempre, e poi c'è sempre un rimodernamento delle navi a crociera per rendere sempre attuali. Navi a crociera ci sono 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, 5 stelle lusso. C'è la Ritz-Carlton che fa navi a crociera, la MSC che sta facendo navi a crociera di lusso, dove che ci vuole 20.000 euro a settimana, non $1.000 come le navi che ci ricordiamo noi. Perciò c'è un business come l'hotellerie. L'hotellerie, se voi vedete il turismo e l'hotellerie, ce ne sono alberghi 5 stelle lusso che stanno costruendo, soprattutto in Italia, in certe località turistiche, fino ai prossimi 4-5 anni. Perché il Covid ha cambiato un po' il modo di vedere il tempo libero e questo ha portato che la gente spende di più sul tempo libero. Viaggi, crociere, alberghi, e tutto quello che è il tempo libero che occupa il tempo libero. Velocemente, siamo partiti facendo l'esterno, poi abbiamo acquisito un'azienda che fa le cucine sulle navi a crociera, abbiamo fatto la stessa cosa, poi interior sulle navi a crociera. Cosa vuol dire interior? Tutto quello che è di disegno unico all'interno delle navi, cioè suite, spa, teatri, casinò, negozi, tutte queste cose. Poi di che nel 2018 volevamo entrare nel mercato americano e diversificare, fare le stesse cose che faccio sulle navi anche sul terrestre, in modo che rendere un po' resiliente la società, perché il mercato è grande, però è un singolo business. Se si ferma per un motivo, non lo so, Covid, per esempio il Covid l'ha bloccate per 2 anni, le navi crociera, e il mio business è fermo.
Allora ho voluto fare le stesse cose anche nel mondo civile, perciò abbiamo acquisito una società nel Connecticut, che era una start-up partita nel 2017, progetta, produce, costruisce e installa tutto l'involucro esterno di grattacieli, Boston, New York, Washington, tutto quel triangolo del nord-est. Siamo partiti local, abbiamo voluto fare la produzione interna prima del Covid, ci ha portato ragione durante il Covid, ci ha portato ragione durante i dazi, i trasporti, che i container costavano 10 volte, anzi c'era la lotteria per entrare sulle navi, cioè c'era a un certo punto tu dovevi fare l'offerta per poter caricare il tuo container. Ci sta portando anche adesso positività perché siamo lì, anche se qualche cosa la compri magari in giro per il mondo, però siamo lì, perciò dazi, non dazi. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a comprare aziende che fanno le cucine anche nei ristoranti, alberghi, eccetera, eccetera. Uno che produce forni professionali, abbattitori, cucine orizzontali, forni per pizza, eccetera. Poi abbiamo iniziato, c'è stato il Covid in quel periodo lì, io volevo cambiare ancora processo di questo disegno di azienda e ho voluto creare il progetto Mestieri, che è il progetto di mettere insieme, fare rete sugli artigiani, sul saper fare italiano, che è quello che piace quando tu vai all'estero, soprattutto quando vai negli Stati Uniti. Mi raccontavano ogni volta che andavo negli Stati Uniti, mi raccontavano, voi avete sì la moda, avete il cibo, però quello che a noi ci manca è il saper fare, l'artigianato, ma non l'artigianato della scarpa, ma l'artigianato quello del marmo, del legno, del bronzo, del metallo, dove vengono costruite le ville, vengono costruite i negozi di lusso, gli alberghi di lusso, gli yacht di lusso, tutto questo. Ed è manuale, ed è il saper fare italiano che crea queste cose qua. Ma soprattutto è un qualcosa che c'è la produzione qui, sono piccoli, non sanno andare all'estero, perché non è perché non lo sanno fare, perché diventa complesso gestire l'azienda, diventa complesso emettere bond, diventa complesso parlare le lingue, diventa complesso parlare con gli union negli Stati Uniti, diventa complesso lavorare nella quinta strada, avere i permessi per lavorare. Perciò perché non creare una rete, comprare queste aziende qui, tenerli dentro e fargli fare quello che loro sanno fare, quello che amano fare, che è fare le cose, e noi gli portiamo via tutta la parte, quella complessa di organizzazione. È partita nel 2021, abbiamo fatto 5 operazioni straordinarie di acquisizioni, sta andando molto bene, a parte una società che l'ho presa, quella delle navi, che aveva un po' di marcio all'interno quando l'ho acquisita, però tutto il resto sta andando molto bene. Siamo arrivati anche dopo il Covid a crescere, siamo arrivati a 330 aziende circa, 1200 dipendenti. A un certo punto c'è stato un problema sul 2023, non di fatturato, però di marginalità. Siamo quotati all'MTA, siamo quotati per dare all'interno un'organizzazione, perché quando tu cresci velocemente non è che tutti ti vengono dietro, se tu sei organizzato allora c'è una logica e c'è un processo, ci sono dei budget, che tutti ti vengono dietro. E così è anche un passaggio generazionale, perché dico sempre la borsa per me è un passaggio generazionale. Però c'è stato un problema che Covid, materie prime, guerra 1, inflazione, gas, guerra 2, non metto Trump perché Trump è adesso, ma tutto quello che è successo in 4 anni non è mai successo in 30 anni. Quello che tu pensi di organizzare un'azienda non va più bene adesso. E se tu pensavi con le stesse persone di gestire 370 milioni, 30 aziende, non andava più bene. Perciò c'è stato un processo di implementare l'organizzazione all'interno di persone, non di processi, di persone, per poter controllare tutte queste variazioni qua. L'abbiamo fatto, difatti il 24, adesso la settimana prossima, il 27 ci sarà il bilancio, è andato molto bene, andrà molto bene anche al 25, siamo in crescita al 24, siamo in crescita al 25. Questo per un ulteriore sviluppo che abbiamo creato dell'azienda, organizzare con persone competenti per quello che l'azienda è in questo momento qui, che più brave di me, perché io cerco persone più brave di me.
Se io voglio portare avanti le aziende devo trovare persone più brave e non mi vergogno di trovare persone più brave, anzi, ben venga che ci sono più bravi. Questo è un po' Trump adesso lo vediamo, Trump aspettiamo qualche mese per capire cosa fa. Mi piacciono queste due parole chiave che sono emerse fino adesso, anzi tre. Una è resilienza, che è una parola fondamentale per le imprese, ma per una collettività, no? Per un'organizzazione sociale, per un sistema istituzionale, eccetera, eccetera. La seconda è mestieri, cioè la capacità di fare delle cose, che è come dire, un heritage prezioso, ma anche in via in qualche modo di erosione, perché le nuove generazioni non sempre si appassionano di queste cose e invece adesso voglio dire, è di gran moda fare il cuoco, no? Quando io ero ragazzo, io sono figlio di un medico, se avessi detto a mio padre voglio fare il cuoco, non dico che mi avrebbe detto guarda ti mando in collegio, ma non sarebbe stato felice. Oggi io sono un giornalista, vado a una cena, ci sta non in cucina ma a tavola uno chef e lui il re della serata, no? Per cui quello è uno dei mestieri artigianali che ha avuto un'esposizione mediatica, eccetera. Però il falegname, l'idraulico, gli uomini che lavorano i metalli, eccetera, eccetera, non sono così valutati come meriterebbero, avrebbero bisogno di una narrazione tale da rilanciarli anche nell'immaginario dei giovani che devono scegliere una attività. E la terza parola chiave è organizzazione, perché uno dei grandi problemi delle aziende, anche di questo territorio virtuoso, è che spesso le aziende hanno la dimensione delle braccia e degli occhi dell'imprenditore, che non sono sufficienti in un quadro di questa complessità che richiede, come diceva prima Antonella, perdiamo la Russia, dobbiamo guardare l'Indonesia, dobbiamo guardare la Turchia, cioè l'imprenditore per quanto sia non riesce, quindi l'organizzazione. Però scusa Oscar, una domanda. Uno dei problemi che si sente molto è la difficoltà di trovare personale che abbia delle caratteristiche adeguate. Tu in questa riorganizzazione hai detto, è stato facile, difficile? Non è facile, però sai, se tu racconti la tua storia... Il fatto di essere quotati aiuta molto. Wow, volevo dirti, questo ti aiuta. Secondo, dai degli obiettivi, dai delle stock option, perché la quotazione ti poter distribuire anche delle stock option, degli obiettivi a medio e lungo termine. Poi una cosa importante è anche trovarle direttamente, cioè a me mi viene capire le persone, ma non mi serve fare 10 colloqui, le capisco al momento se una persona può essere utile o no al mio business, perciò delle persone di un certo posizionamento me le cerco io, perché devono essere a mio fianco. Non è facile, però se tu... Si trovano. Si trovano. No, devo dire che... Tu racconti una bella storia, le trovi. Il fatto di essere un'azienda grande quotata rende più facile, anche se è più facile per un'azienda che sta a Milano piuttosto che una che sta a Treviso o a Padova, però insomma forse anche la narrazione su questo territorio sta un po' cambiando e quindi questo potrebbe aiutare. Luca, dici la tua esperienza da questo punto di vista dell'attraversamento di questi anni già difficili, gli ultimi 4, e sembrerebbero abbastanza difficili anche quelli che ci aspettano. Prima dici qualcosa di... Certo, brevissima presentazione. Oggi Marzotto rappresenta circa 500 milioni di fatturato con 3 società, Marzotto Wool, Marzotto Lab e Ratti, che è l'unica a essere quotata in borsa oggi. Produciamo tessuti, soprattutto sulle fibre naturali, quindi lana, lino, cotone, seta, e nel mondo dell'abbigliamento in particolare, ma anche un po' nel mondo dell'arredamento, con stabilimenti sia in Italia piuttosto che con stabilimenti, piattaforme che sono europee e nordafricane sostanzialmente, non andiamo oltre. 4.000 dipendenti distribuiti quindi dalla Lituania all'Egitto, per passare però, ribadisco, dei 4.000 dipendenti 2.000 sono in Italia, quindi una presenza molto importante soprattutto nei distretti di Biella,
di Como e poi l'headquarter dove è nata l'azienda nel 1836 a Valdagno in provincia di Vicenza. Quello che stiamo attraversando, noi abbiamo attraversato varie fasi dopo il Covid, perché abbiamo avuto dei mercati che sono ripartiti o forse che non si sono mai fermati, come quello dell'arredamento, perché tutti siamo rimasti a casa e abbiamo comperato da casa per ristrutturare la casa. Il mondo dell'abbigliamento invece è ripartito nel 2022, quindi in modo molto più lento, e ha attraversato un vero e proprio deserto, perché lavorando molto sul mondo della lana, della seta, ribadisco, delle fibre naturali, non andando in ufficio o molto poco, oppure non andando ad eventi, questo mondo si è praticamente fermato. Contemporaneamente dal 2022-23 il mondo dell'abbigliamento è ripartito, ha fatto 2 anni nonostante la guerra in Ucraina, che ha scombussolato la componente energia soprattutto, dove però, ecco qui piccola nota, noi abbiamo sofferto meno perché tradizionalmente sia sulle materie prime che sulle energie abbiamo una politica di coperture, quindi noi predefiniamo annualmente, o meglio l'anno precedente per l'anno successivo, quelli che sono i livelli energetici, compriamo l'energia per un 70-80%, per cui abbiamo sofferto, ma non sofferto tantissimo. Magari abbiamo sofferto più paradossalmente nel 23 e nel 24, essendo una copertura, la copertura diciamo così, ad un livello più alto rispetto a quello che poi il mercato si è assestato. Detto ciò, e questo fa parte di una logica di un'azienda che ha una tradizione di borsa, di governance, di budget, di forecast, insomma una lunghissima tradizione di controllo di gestione. Ecco, questo è l'altro elemento, perché forse una delle caratteristiche per cui noi siamo resistiti e resistiamo in questo mercato falcidiato del tessile, e siamo la più grande azienda europea, è perché abbiamo una tradizione che viene da lontano su questi fondamenti. Sottolineo di nuovo sul controllo di gestione. Il controllo di gestione per noi è un elemento determinante. Tutti i nostri prodotti, il nostro cartellino costo è variabile in funzione di tutte le variabili che fluttuano. Dicevo, cosa stiamo vivendo oggi? Oggi è una situazione che oserei dire a 3 dimensioni, cioè è chiamiamola crisi che è molto orizzontale, che colpisce dal mondo della scarpa, la borsa, e arriva fino al vestito, ed è un po' una prima volta che tutto questo avviene in modo contemporaneo. È molto profonda perché sono 24 mesi e solitamente valeva per una stagione, 2 stagioni, qui stiamo parlando di un periodo molto lungo. E il terzo elemento, la tridimensionalità, è che colpisce il premium, ma colpisce anche il lusso per la prima volta. Non tutto il lusso, perché sappiamo che ci sono alcuni brand, Hermès, Brunello Cucinelli, per citarne 2, che stanno attraversando questa fase brillantemente, ma tutto il resto, se fate la lista dei direttori creativi che sono saltati o cambiati negli ultimi 24 mesi, dovete riempire 2 pagine di giornale, per così dire, non gli ultimi 2 giorni, le nomine che ci sono state in Gucci piuttosto che in Versace. Questo a testimonianza della difficoltà. Periodo quindi difficile, molto difficile, certamente Trump ci mette del suo, forse però questo è anche, senza guardare l'estremo, è anche una situazione dove dobbiamo ritornare un po' ai fondamentali, rivedere le organizzazioni, rivedere dove ci posizioniamo, rivedere anche dei contenuti su cui ci siamo spesi molto, ad esempio correttamente la sostenibilità, ma su cui si è raccontato troppo forse, e si è fatta tanta fuffa, per così dire, e oggi invece
andiamo di fronte al cliente, ci confrontiamo con il cliente, non sempre il cliente è interessato a questi argomenti e a questo punto capiamo come rapportarci noi di fronte a questi clienti e come lavorare. La nostra aziendalmente è una tradizione di guardare all'ESG da sempre, perché la storia dell'azienda è fondata sui valori dell'ESG e quindi oggi non disconosciamo questo percorso, anzi, ma lo guardiamo cercando di capire che cosa è importante fare per il mercato e che cosa è sostenibile aziendalmente in termini anche di costi, perché altrimenti rischiamo di creare dei meccanismi che poi ci portano fuori rotta e magari i controller a questo punto ci fanno ritornare indietro. Ecco. Quindi dicevo, è un momento quasi distopico, mi verrebbe da dire, però è un momento dove fare delle riflessioni importanti per andare ai valori fondanti delle proprie aziende. Io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Oscar, riguardare l'organizzazione e nel riguardare l'organizzazione pensare a dei merger, pensare a delle acquisition, non stare fermi, certamente, perché questo quando tu sei, così parafrasando, siamo in una bufera, ma allora è importante in qualche momento accelerare con la barca, in qualche momento rientrare in porto, ripararsi, stare fermi, oppure però è un stare fermi per riuscire. Il tema delle risorse umane è un tema cruciale, avremo degli anni difficilissimi, noi abbiamo una sfida che è quella di far innamorare il nostro territorio, le nostre aziende a molti di chi ci sta ascoltando e questa forse è la sfida principale. Tutti siamo preoccupati del gas, del petrolio, delle terre rare, ecco, ma questo materiale, uso questo termine improprio, è veramente raro, sarà sempre più raro, sappiamo benissimo, la Fondazione Nord-Est ce lo dice, l'esodo che abbiamo e qui dobbiamo fare sistema. Dobbiamo fare sistema per non tanto raccontare che cosa facciamo, ma dobbiamo veramente migliorare nelle singole aziende per dare spazio, per dare percorsi di carriera accelerati, anche rischiando, e per dare retribuzioni diverse, perché altrimenti è come l'acqua. L'acqua va dove trova un buco, punto a capo. Se i ragazzi se ne vanno, molti, e non ritornano, purtroppo, molti, è perché evidentemente in altri posti stanno meglio, hanno più percorsi di carriera e hanno retribuzioni diverse. Grazie Luca. Ricordo, ormai non posso dire che ho i capelli bianchi perché non ce l'ho più quasi, Pietro Marzotto era ossessionato sul controllo di gestione, cioè lui è stato il vero, e quindi abbiamo aggiunto due parole chiave, una molto importante, coperture, cioè stabilizzare il proprio futuro attraverso meccanismi di questo tipo è una scelta molto saggia che un'impresa dovrebbe sempre prendere in considerazione, e l'altra naturalmente è il controllo di gestione. Francesca, la banca vive in qualche modo di riflesso le problematiche delle aziende ed è chiamata ad accompagnarle in questo percorso, in questi frangenti complessi. La prima cosa che ti chiedo, avete già dei segnali, diciamo, dai vostri clienti, imprese che, per esempio, una cosa che mi sembra che sia nell'aria è che qualunque cosa poi si decida sui dazi, le aziende stanno cominciando a guardare nuovi mercati. E la banca ovviamente è un referente in questo tipo di per fare un esempio, ma ce ne potrebbero essere altri, merger, acquisitions o cessione di aziende, eccetera, eccetera. Insomma, che segnali avete e come la banca si pone per accompagnare questi tempi particolari il sistema imprenditoriale?
Sì, bene. Diciamo i temi sono tanti, magari provo a creare un po' una sinergia anche fra i contributi, considerando tutti i contributi importantissimi che sono stati dati dagli imprenditori. Le imprese italiane e quelle nordestine, fra le imprese italiane sanno competere e questo lo misuriamo in maniera aggregata anche con un indicatore molto semplice. Nel 2024 le esportazioni sono stati sostanzialmente pari a quelle del 2023, leggermente inferiori nell'ordine della 1-2% di meno. Quest'anno le imprese, il Veneto non fa eccezione, Friuli Venezia Giulia addirittura ha avuto una crescita proprio per effetto di Fincantieri alla propria sede legale in Friuli Venezia Giulia, e le navi da crociera costituiscono una parte importante del PIL che produce la regione, a conferma, no, del trend di cui parlava Oscar. Le imprese sono state ferme per un po' nel fare investimenti perché il rialzo dei tassi di interesse le ha molto rallentate, le ha molto frenate. In realtà ha frenato l'investimento, l'esecuzione dell'investimento, un po' anche le variazioni normative, perché l'anno scorso diciamo che Transizione 5.0 di fatto non è stata un'opportunità che è stata colta. Vedremo se con le semplificazioni portate dal governo quest'anno andrà meglio, ma in realtà la testa ha continuato a lavorare per capire su quali filoni investire. Quindi prima cosa, vediamo imprese oggi che hanno importanti piani di investimento e che li vogliono realizzare. Effetto Trump, Trump, un po' di disturbo perché giustamente qualcuno li sta nuovamente rallentando, ma devo dire che la spinta per fare investimenti cede molto forte, tant'è che noi stiamo facendo in queste prime settimane dell'anno il doppio delle erogazioni rispetto allo scorso anno, nonostante una competitività elevatissima fra banche nel sistema, proprio perché la domanda di finanziamenti esiste, perché ci sono i piani di investimento. E proprio come diceva Antonella, lo osserviamo con tantissime imprese, la prima delle protezioni è quella di dire sì, guardo gli Stati Uniti, avevo pianificato di andare, avevo pianificato di crescere se ci sono già, devo dire queste imprese continuano a voler andare negli Stati Uniti e continuano a voler crescere se ci sono già, ma guardano anche altri mercati. Medio Oriente, per il Medio Oriente c'è una vera e propria esplosione di interesse. Noi il prossimo mese organizziamo, pensando alle cose che fa la banca, una prima missione a Dubai a livello italiano, dove organizziamo per alcuni specifici settori proprio dei momenti di incontro anche con investitori e potenziali clienti a livello industriale. Fortissimo interesse anche verso mercati più lontani, India e tutta la regione limitrofa che c'è lì, e rimane comunque ancora tutto un mercato europeo che per molti è da esplorare ulteriormente. Quindi le imprese sanno ben competere. Il tema più importante, vista in ottica finanziaria, per un'impresa di fronte a questi contesti che la geopolitica rende molto meno prevedibili, rimangono sempre quello di preservare due elementi fondamentali: la marginalità e la patrimonializzazione, perché un'impresa rimane sana e forte se questi elementi sono ben governati. Un po' tutti hanno parlato del tema del controllo di gestione. Devo dire che noi oggi, quando visitiamo le imprese, una delle prime domande che facciamo è: ce l'hai? La seconda domanda che facciamo, che richiama il capitale umano: lo sai utilizzare? Perché avere controllo di gestione, saperlo utilizzare e renderlo effettivamente uno strumento nell'ambito del funzionamento organizzativo efficace per governare la propria anche marginalità non è banale, richiede anni di investimento. Penso che gli imprenditori qua presenti possano confermarlo. È un percorso, è un processo. Questo porta al tema dei laureati, dove nella manifattura, da quello che abbiamo potuto vedere anche recentemente, stiamo facendo proprio dei focus group anche qua nel nord-est con la nostra direzione studi e ricerche, e quindi alla fuga del capitale umano. Ecco, dei laureati, a volte le imprese che non hanno ancora sviluppato una governance solida non riescono ancora bene a capire che farsene, no? Ma in realtà questo è dirimente, perché oggi c'è bisogno di quelle competenze, proprio perché c'è bisogno di portare una maggiore maturità nel governare la marginalità, che è quella di coprirsi dai rischi che non sono industriali, quindi andamento dei tassi di interesse, per essere molto concreti, andamento del tasso di cambio euro-dollaro,
Poi c'è il tema del costo dell'energia, che oggi è ampiamente gestibile sui mercati finanziari e anche per le piccole imprese, cosa che non era vera fino a prima della crisi dell'Ucraina, dovevi essere molto grande per poterti coprire. Adesso lo possono fare le piccole imprese. Noi come banca facciamo quasi dei gruppi d'acquisto anche sui mercati finanziari, proprio perché andiamo a sommare la domanda di più imprese per renderla meglio negoziabile rispetto a quelle che sono le dimensioni, no, di scambio e dei volumi. Quindi noi cerchiamo di essere presenti non solo nel sostegno degli investimenti, ma anche quella che è l'operatività corrente, in maniera tale che aumenti la maturità delle imprese per stare senza avere poi il fastidio di dire mi sono coperto troppo alto, sì, ma l'hai isolato, quella componente lì ti ha protetto. E invece ancora oggi sulla copertura, che sia sul tasso di cambio, che sia sui costi dell'energia, che sia su tassi di interesse, uno dice ex post, ma avrei fatto bene a non farlo, a farlo, ma quello che vale è l'ex ante, e quindi nuovamente diventa un tema di governance. Che dire dei dazi? I dazi stanno rallentando un pochino le scelte di investimento delle imprese. Allo stesso tempo si vedrà fra qualche mese quello che sarà, perché diciamo che l'idea del governo americano attraverso i dazi è quello di creare un forte rilancio dell'offerta interna di prodotti, ma è anche vero che l'offerta interna di prodotti, la manifattura americana è largamente dipendente da quelle che sono grandi catene del valore internazionale. L'abbiamo letta anche sui giornali in questi giorni, dove paradossalmente la stessa Tesla dice attenzione, mi serve prendere dalla Cina qualcosa per fare le auto, e quindi capiremo se effettivamente queste sono un limite o alla fine insomma verrà fuori qualche bella opportunità come sempre. Grazie Francesca. No, il fatto delle coperture è un po' quando uno fa l'assicurazione contro gli infortuni, no? È chiaro che li vuole buttare quei soldi, spera di non doverli mai usare, però ti dà sicurezza e ti consente di pianificare e di garantire. E questa è un po' una mentalità che va costruita, secondo me, e qui anche le associazioni di categoria possono svolgere un ruolo importante per aiutare imprenditori, soprattutto adesso. Devo dire che c'è un fattore molto interessante: il passaggio generazionale è sempre difficile, però quello che io sto notando è che dove funziona è anche molto virtuoso, perché le nuove generazioni hanno più competenze extra, come dire, organizzative, concettuali, se sono formati adeguatamente, sono più aperti forse di fronte a queste cose, e quindi possiamo forse ben sperare. Bene, la domanda con la quale io vorrei chiudere questo giro prima di passare alle domande del pubblico: noi abbiamo parlato poco di mercato europeo. Il mercato europeo però, come lo dicevo prima, è il più importante mercato del mondo. Che si tratti di crociere, che si tratti di tessuti, che si tratti di sistemi, di macchinari per impacchettare alimenti o di qualunque altra cosa, non c'è un mercato così importante al mondo. E quindi, tra l'altro, ci sono dei segnali interessanti, diciamo, che possono, per esempio il fatto che la Germania si stia un pochino riprendendo, ma soprattutto che ci sono dei piani di investimenti infrastrutturali in Germania di 150 miliardi, di superare il vincolo del debito, eccetera, eccetera. La Germania è un paese che ha un tasso di consumo non elevatissimo, quindi una ripresa dei consumi in Germania potrebbe ancora dare più spazio, no? Oltre l'economia italiana, ma quella del nord-est in particolare, ha un legame molto forte con il mercato tedesco, ma il mercato europeo è importante. Però al di là del mercato europeo, nel quale immagino che ciascun imprenditore prenda le misure, anche se forse non tutti lo valorizzano appieno le sue potenzialità, l'Europa non è solo un mercato, è anche un'architettura istituzionale, no? Abbiamo Bruxelles, eccetera, eccetera. E adesso siamo a un punto di passaggio, cioè noi abbiamo vissuto questi ultimi felicissimi 70 anni di pace e di prosperità in una chiarezza, nel senso che noi facevamo parte di un'area, l'Occidente, no? Liberale, democrazia liberale, Stato di diritto, rapporti reciproci con gli altri partner molto limpidi, molto chiari. Adesso l'Europa è chiamata a diventare un pochino più protagonista di se stessa, più capace. Il tema di questi giorni è la difesa, ma la difesa è un aspetto, perché nel rapporto Draghi, per esempio, lo sappiamo benissimo, noi abbiamo una fortissima dipendenza tecnologica,
no? Noi usiamo tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale ai big data, ai satelliti, usiamo quelli di Musk, quelli di Google, quelli eccetera eccetera. Una cosa molto più banale alla quale non pensiamo: tutte le nostre carte di credito sono americane, cioè Visa, Mastercard e American Express sono americane, che vuol dire tre cose: che gli americani hanno una forza lavoro in questi settori molto interessante, hanno dei margini, dei profitti su queste attività molto interessanti, e ancora più importante, hanno tutti i dati su tutto quello che noi facciamo ogni giorno. Paghiamo le caramelle con la carta di credito, qualcuno in America lo sa, e noi non siamo in grado di usare quei dati. Quindi l'Europa adesso è in un passaggio in cui si sta rendendo conto che deve rendersi. Avevamo già cominciato con il Covid a capire che non possiamo avere il problema che non sappiamo più fare le mascherine o gli apparecchi respiratori. Adesso questa cosa sta diventando più forte e si pone il problema della competitività europea. Allora la mia domanda a tutti e quattro è questa: dal punto di vista vostro, di imprenditori, di banchieri, è una domanda a due facce, un po' kennediana. Che cosa può fare l'Europa per voi? Che cosa chiedete all'Europa di fare per voi? E che cosa potete fare voi per l'Europa, se riteniamo che l'Europa sia oggi, domani e dopodomani, grazie alla sua dimensione, la salvaguardia del nostro benessere e del nostro modello di vita, che singolarmente i nostri stati sarebbero troppo piccoli per poter difendere. Torno a un esempio banale: un'Europa con un mercato di capitali unificato può fare una carta di credito, l'Italia non la può fare, non ha le dimensioni. Arrivare ad essere competitivi nell'intelligenza artificiale, l'Europa teoricamente lo può fare, la Germania non lo può fare da sola, cioè le masse di manovra richieste per questo tipo di cose richiedono delle dimensioni più. Se noi riteniamo che il nostro benessere sia importante, abbiamo bisogno dell'Europa. L'Europa deve fare qualcosa per noi e noi dobbiamo fare qualcosa per loro. Che cosa? Cominciamo con Antonella. Allora, vorremmo un'Europa più forte, più coraggiosa, che metta al centro la manifattura e l'industria, ovviamente, che ci aiuti a rendere le nostre imprese più competitive e che ci aiuti a valorizzare di più il mercato interno, perché come dicevo prima, il mercato interno europeo è un mercato potenzialmente molto ampio, però è frammentato tantissimo. E esistono delle barriere interne che bloccano la competitività delle imprese. Il Fondo Monetario Internazionale cita che i dazi interni che abbiamo sulla manifattura rappresentano il 45%, sui servizi il 110%. Come diceva Mario Draghi nel suo rapporto, noi siamo i peggiori nemici di noi stessi e quindi dovremo partire da semplificare una deregulation di quelle che sono tutte le normative che irrigidiscono il commercio, il libero commercio all'interno del nostro territorio, per liberare la competitività delle piccole e medie imprese, per favorire l'innovazione delle piccole e medie imprese. Va riportata al centro quella che è l'industria, quella che è la manifattura. Come dicevo prima, 5.000 aziende del territorio, i primi due mercati sono Germania e Francia, poi abbiamo gli Stati Uniti e gli altri mercati comunque sono mercati europei. Quindi partendo da questo abbiamo la possibilità di creare e liberare competitività. La nostra associazione, dall'altra parte, con il presidio che dicevo prima che abbiamo a Bruxelles, è vicino a chi legifera, a chi scrive regolamenti, e questi regolamenti poi devono essere introdotti dalle nostre imprese. Quindi quando si scrivono questi regolamenti, presidiare, essere vicini a chi li scrive, nell'ottica di riuscire a rappresentare gli interessi collettivi delle imprese, riuscire in qualche modo a semplificare, ad allargare queste maglie, perché non ci arrivino poi sul collo degli obblighi che sono completamente disallineati, che sono quelli che venivano citati prima, ad esempio in tema di sostenibilità ambientale, dove abbiamo degli esempi, questo famigerato Green Deal che è super criticato ma offre anche delle opportunità alla fine per le imprese, se interpretato e messo a terra nel modo giusto, perché
comunque sono dei momenti di rottura e alla fine l'opportunità di riuscire a vederli come spunto per fare innovazione, per riorganizzare i propri processi, per cercare di uscire dagli schemi e pensare a qualcosa di diverso, a qualcosa di nuovo. Perché da una parte abbiamo l'obiettivo di reindustrializzare il nostro territorio, riportare produzione in questo territorio o rendere attrattivo questo territorio per chi vuole venire ad investire nel produrre i suoi prodotti qui. Poi abbiamo il mercato unico dei capitali, poi abbiamo la difesa, poi abbiamo il debito comune e poi abbiamo la deregulation, quello che dicevo prima. Dall'altra parte abbiamo tutto il tema dell'energia, perché nel 2024 la media di costo a kilowattora per il nostro paese è di 108 euro e l'82% in più rispetto alla Francia, il 78% in più rispetto alla Spagna, il 32% in più rispetto alla Germania. A fine febbraio era 150 euro. Dall'altra parte abbiamo il prezzo del gas, 8 euro megawattora Stati Uniti, 50 euro megawattora il nostro paese. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè stiamo parlando di una posizione che è molto fragile, che è molto dipendente dall'esterno e quindi ci vuole una visione molto forte, decisa, una visione di lungo periodo, condivisa, ma soprattutto ci vuole unità di intenti. Grazie. Vorrei darvi due pezzi di notizie. Una, il direttore dell'ufficio di Milano del Parlamento europeo ci ha confermato l'avvio di questa semplificazione operativo e quindi qualcosa spero che vedremo, perché giustamente l'Europa si è resa conto che tutti quanti vogliamo che sia unita, eccetera, eccetera, ma deve funzionare e non deve essere una fonte di ostacolo. Quindi lì penso che ci avremo una qualche risposta. Francesca. Sì, proprio pochi giorni fa è stata approvata la direttiva europea Omnibus, che ha fatto un passo importante sulla semplificazione, perché sostanzialmente ha ridotto drasticamente la platea delle imprese che dovranno rispettare la tassonomia europea e fare bilancio di sostenibilità, preservando solo il 20% del perimetro, quindi veramente solo le grandi imprese, quelle quotate, quelle che sono ben strutturate. E questa non è una cosa da poco, noi abbiamo letto molto positivamente questo aspetto. Che altro sta facendo l'Europa? Diciamo si sta facendo squadra, questo sembra sì, che qua ci sia un senso di squadra a seguito sia del rapporto Letta che di quello Draghi sul fronte energetico, perché alla fine dei conti cosa dobbiamo fare? Per competere, quindi tenerci quella marginalità e continuare a essere capaci di generare quella marginalità, abbiamo bisogno di ridurre il costo dell'energia. Per farlo ci sono diciamo un mix di tante cose. Prima di tutto fare un gruppo d'acquisto, perché farlo fa un continente di 450 milioni di abitanti è più efficace che non farlo per singoli stati, quindi nel negoziare l'approvvigionamento di fonti energetiche da fuori, e questo ci aiuta. L'altro aspetto è anche quello di ricorrere in maniera decisa, senza se e senza ma, all'utilizzo delle energie rinnovabili, perché questo aiuta l'autonomia energetica e aiuta sostanzialmente anche a proteggerci dalla volatilità. L'altro aspetto è quello dell'innovazione, perché poi tutti sappiamo molto bene, ma insomma leggevo ancora che in realtà anche il ministro Pichetto Fratin, che questo diciamo, contesto lo sta studiando molto bene, l'ambizione è quella di arrivare oltre il 60% del fabbisogno energetico prodotto con energie da fonti rinnovabili. Poi non basta, c'è un'altra parte che va fatta con modalità diverse. Non è un mistero che se la Francia ha un costo dell'energia così basso è perché è il nucleare, e quindi sul fronte dell'innovazione ci sono anche tutte quelle innovazioni tecnologiche che serviranno a competere meglio. Poi c'è un aspetto che riguarda il digitale, quindi tutto quello che chiamiamo come intelligenza artificiale, e anche questo si può far meglio se facciamo squadra. Quindi da un lato
l'Europa sta mettendo finalmente in campo delle soluzioni più concrete e pratiche. Dall'altro si tratta di comprendere tutti noi, 450 milioni di abitanti, perché poi la scelta avviene anche nelle urne e quindi diventa qualcosa che coinvolge tutta la popolazione, di fare squadra tutti insieme. E il nemico, nel senso comunque coloro con cui competere, sono fuori dai confini dell'Europa, mentre fino ad oggi c'è stata molta competizione interna e quindi anche tutte queste regole che si sono sovrapposte che hanno reso tutto estremamente complicato. Grazie Francesca. Volevo fare 2 commentini su questo. Uno, il costo dell'energia in Francia è decisamente più basso, il più basso in Europa è dei paesi scandinavi del nord Europa, perché hanno un alto tasso di rinnovabili e di nucleare, però il costo francese dell'energia non comprende per gli utilizzatori il costo sociale dell'energia, perché c'è un costo di decommissioning gigantesco che pagano tutti i taxpayer, comprese le imprese. Nel prezzo che pagano a megawattora dentro quello non c'è. Nella nostra bolletta fino a pochi mesi fa c'era la gestione dei residui nucleari delle centrali che non abbiamo mai avuto. Quindi c'è, diciamo, un lordo e un netto di quel costo dell'energia. Sui regolamenti volevo aggiungere una cosa brevissimamente. Uno dei problemi dell'Italia è che forse adesso negli ultimi 2 o 3 anni meno, ma che non ha avuto una presenza costante dei nostri funzionari ministeriali a Bruxelles. Per cui i regolamenti venivano fatti da chi era più presente, gli spagnoli per esempio molto presenti, gli olandesi presentissimi, i tedeschi, i francesi, eccetera, eccetera. E questo ha un effetto, perché anche quella è un'attività negoziale, la costruzione di un regolamento, che tenga conto anche delle caratteristiche dei diversi sistemi economici o delle diverse componenti dei sistemi economici che quel regolamento tratta. Quindi c'è una responsabilità anche, diciamo, istituzionale italiana nel fatto che... Ultima cosa, sul Green Deal, il problema del Green Deal è che io personalmente, io non sono un ambientalista, ma sono molto sensibile al fatto che questo cambiamento climatico è pericolosissimo per la nostra specie e per la qualità della vita del nostro pianeta, e mi turba sempre quando sento degli atteggiamenti contro il Green Deal, quando io vorrei vedere una vera battaglia per migliorarlo il Green Deal, cioè facciamo che le cose funzionino meglio, perché quello è un problema vero, non è un problema finto. Aggredirlo ideologicamente dicendo ma no, secondo me bisogna impegnarsi molto per far sì che sia migliore. Scusate questa interruzione, Oscar. No, io sono un po' drastico, nel senso che se le cose non funzionano bisogna cambiarle, perciò in Europa di solito mandano chi a Bruxelles, chi non sa dove metterlo, lo mandano a Bruxelles, perciò per me deve essere una pulizia totale, perché negli ultimi anni non hanno azzeccato niente, primo. Secondo, tutta la politica industriale che hanno creato in questi anni, come posso dire, di crescita, adesso si sta girando dall'altra parte, nel senso che in periodi facili tu puoi dire fare cose facili, cose belle, cioè, in periodi difficili queste qua crollano. BlackRock è il più grande fondo a livello globale, una volta aveva il 20% di aziende sostenibili, nel suo portafoglio adesso è il 2%. L'altro giorno avevo riunione di bilancio sostenibile e ragazzi alla fine avevo detto ma cosa ci costa a noi? 700.000 euro. A cosa serve? Nessuno dei miei dirigenti mi ha detto che non ho perso un lavoro perché non avevamo il bilancio sostenibile. È sacrosanto che serva. Però per farlo non bisogna fare questa politica delle macchine elettriche, perché se io non inquino non devo avere la macchina elettrica, posso avere altre misure senza distruggere tutto l'indotto dell'industria del mondo elettrico. Perciò c'è qualcosa che si fa fatica a farlo funzionare a livello europeo. In America funziona, c'è una lingua, c'è una moneta, c'è una tradizione, c'è una storia. In Europa ci sono tante storie, tante mentalità, tante idee e tanti interessi personali per ogni Stato. Quello che possiamo fare è cercare di cambiare, per me, e mettere delle persone che hanno una cultura di non cambiare nel momento che tu mi dici Trump di cambiare, perché vuol dire che sono incapace. Se qualcuno ti dice no, devi investire perché qualcuno te lo dice, vuol dire che non sei capace di pensare a quello che è la tua
storia o la tua politica di crescita. Dobbiamo cambiare un po', dobbiamo essere un po' più, pensare un po' più all'industriale e alla sostenibilità. Certo, io ce l'ho e continuo ad averla e continuo a investire, però in un modo costruttivo, non distruttivo. È ben diverso. Nella politica americana e nella logica americana lasciamo stare la sostenibilità, però di fare, di creare aziende, dei processi, funziona, ma funziona cioè io apro un'azienda in 2 giorni, mi danno la terra in 2 giorni, mi danno un processo cioè me lo analizzano un processo di costruire in 2 giorni. Qua no. Allora come facciamo a essere competitivi se l'altra parte del mondo non ha le regole o i processi che abbiamo noi? Diventa difficile questo. È più difficile, però io devo dire, e sono molto d'accordo con lei, con te Oscar, però quando dico noi esportiamo 650 miliardi di roba, ma siamo veramente strafighi. Perché siamo bravi. Cioè, perché voglio dire, siamo bravi. Lo facciamo nonostante tutte queste difficoltà, però probabilmente non dobbiamo anche sottovalutare cioè noi abbiamo alcuni vantaggi competitivi, cioè, perché se no non potremo esportare. Cioè, abbiamo tantissimi bravissimi imprenditori, ma non basta se non c'è un qualcosa nel sistema che questo lo faciliti. Luca. Allora, è evidente che noi avremo bisogno degli Stati Uniti d'Europa in una competizione di questo tipo, però, come si diceva adesso, è un po' complicata per la nostra storia. Detto ciò, è anche altrettanto vero che mandiamo dei politici di seconda scelta a decidere sulle nostre future traiettorie, mentre le elite no. Le elite normalmente sono, se noi guardiamo, tutti noi abbiamo qualche amico che magari lavora in Europa, sono gli eccellenti che finiscono in Europa, non solo del nostro paese, ma come dicevi tu, di tutti gli altri paesi. E probabilmente questi si sono impossessati, hanno fatto un'Europa burocratica perché loro erano più bravi dei politici, adesso la semplifico. Quindi abbiamo bisogno veramente di mandare il meglio dell'Europa, perché è lì che si decidono le nostre sorti, e su questo bisogna che il popolo dell'Erasmus, io visto che sono nato alla fine degli anni '80 all'università con i primi Erasmus, si deve ribellare, deve avere questo tipo di vocazione, perché la destinazione deve essere di un popolo comune, con una forma politica magari più leggera rispetto ad altri grandi continenti, però quella è la destinazione, e questo sogno qua lo dobbiamo coltivare, perché altrimenti rischiamo di essere assolutamente schiacciati. E questo che dobbiamo fare nelle nostre aziende. Cioè nelle nostre aziende, quando noi abbiamo multi-location piuttosto che multinazionali, ecco, dobbiamo incorporare dentro queste culture che danno diversità, che danno punti di vista differenti e che ci aiutano ad avere una visione che non è italocentrica, che non è franciocentrica e via dicendo. Oppure nelle partnership. Io ho una partnership con gli agricoltori della Normandia sul lino. Nessuno sa che il 95% del lino viene prodotto in Normandia, il fiore del lino. Ci sono 180.000 ettari coltivati. 180.000 ettari, è una roba enorme, tutta la Normandia, tutta il nord della Francia. Con loro noi abbiamo un rapporto fantastico che non è una semplice partnership, e lavoriamo per riuscire a preservare questa piccola nicchia che rappresenta lo 0,2% dei filati mondiali, e lavoriamo in sintonia senza essere francesi, e loro sono molto francesi, o italiani, perché esiste in Italia, sono rimaste 2 filature europee, una francese e una italiana, e il 95% invece è tutto cinese, e lavoriamo insieme per riuscire a tenere questo fortino, per riuscire a costruire su questa filiera qua un futuro. Ecco, così dobbiamo farlo, e lo facciamo nelle nostre posizioni singole di business, ma lavorando e incalzando molto l'Europa. Grazie. Io vorrei chiudere dicendo io una cosa che vorrei che faceste. Vorrei che il mondo delle imprese,
degli interessi economici, degli interessi sociali, facesse una lobbying fortissima presso i nostri rappresentanti perché si faccia questo benedetto mercato europeo dell'energia, perché si faccia questo benedetto mercato dei capitali, perché si faccia questo... Noi in Europa abbiamo 84 società di telecomunicazioni, ma come possono investire adeguatamente? In America sono 3, è chiaro che in Cina saranno 2, non so, non possiamo più scherzare con questa roba qua, no? Banche, cioè voglio dire, vorrei che spingere tutti quanti, le persone consapevoli e che hanno un peso nel sistema, a fare una potentissima lobbying per spingere i rappresentanti del nostro paese, vorrei che lo facessero anche coloro che vivono negli altri paesi d'Europa, perché si sciolgano questi nodi che fino adesso sono stati frenati da una visione miope degli interessi dei singoli paesi. Cioè ciascun paese ha pensato che difendendo quel suo spicchiettino si difendeva, in realtà si impoveriva, perché mettendoli insieme si aumentava. Ci raccontava la storia Oscar della Somec, no? Mettendo insieme i mestieri e gli ingegneri che progettano le cose aumenta il valore di quello che si fa, ce n'è di più per tutti, quindi questo è quello che possiamo fare noi per l'Europa, aiutarla ad essere migliore. Grazie a tutti per averci ascoltato, grazie ad Antonella Candiotto, Francesca Nieddu, Oscar Marchetto, Luca Vignaga. Il Treviso Città Impresa non è finito, ci sono ancora tantissimi appuntamenti belli come questo e magari anche di più, e suggerisco a tutti di approfittarne il più possibile. Buon proseguimento.